Al Parco dei Moreri di Silea un nuovo servizio a sostegno delle persone con decadimento cognitivo e delle loro famiglie. Il centro Sollievo ai Moreri, nato dalla collaborazione tra amministrazione comunale, ULS 2 e associazione Auser Polaris, che già gestisce lo spazio verde. Un progetto stimolato dalle richieste che vengono dal territorio. Nell'ultimo anno sono infatti aumentate le segnalazioni ai servizi sociali legate a casi di decadimento cognitivo e disturbi comportamentali, con le famiglie costrette a rivolgersi alle strutture presenti in altri comuni. Logicamente la location Parco dei Moreri, offre tantissime opportunità, non solo per quello che è lo spazio strutturale, fisico, l'area verde, ma anche per tutte le progettualità che ci sono in essere. Sarà un altro pezzetto di un quadro molto più ampio, di un progetto così conosciuto Terre di Vita. Agricoltura sociale, ginnastica, laboratori per mantenere le abilità manuali e stimolare la memoria, lavoro a maglia. Dal lunedì al venerdì sono molte le attività organizzate nello spazio di accoglienza che allo stesso tempo viene in aiuto ai caregiver. Sappiamo che questi pazienti hanno bisogno di essere stimolati nelle attività per fermare la malattia o comunque regredirla un pochettino. Quindi questa è un'attività importantissima. Poi dal nome sollievo, proprio è un grande sollievo per i familiari. Fondamentale l'apporto dei volontari Hauser opportunamente formati e affiancati periodicamente da professionisti specializzati. L'accesso al nuovo servizio è subordinato a una valutazione del Centro per il disturbo cognitivo e demenze dell'ULS 2 e a una successiva valutazione dell'assistente sociale del comune. È un servizio che daremo ai nostri concittadini che stanno attraversando quella fase di vita e ai loro familiari. È una vicinanza a cui ci teniamo tantissimo. E il comune poi tramite i servizi sociali è molto vicino anche alle persone a 360 gradi, sia dal punto di vista della vicinanza, ma anche poi quello sanitario e di servizio, quindi siamo veramente felici.